Ora andiamo a Vicenza-Modena, Massimo Zennaro. Il Vicenza ha rallentato molto la sua corsa, un dicembre difficile, una classifica sempre più preoccupante. Ora con una partita in meno, quella che verrà recuperata martedì a Perugia, la squadra di Marino in piena zona pericolosa. Il Modena è però appena 3 punti sopra, ma arriva da una convincente vittoria contro il Novara. Ora l'incognita è come verrà assorbita la sosta. Vicenza che schiera il 4-3-3 con subito in campo i 2 nuovi Moretti e Bagua. In porta c'è Vigorito, poi Laverone, poi Brighenti, che ha il rientro dopo un bruttissimo infortunio al pancreas, che farà coppia centrale e difensiva con Mantovani, e poi Sampirisi a sinistra, Urso, Moretti e Cinelli a centrocampo, Galano e Bagua e Giacomelli in avanti. Hernan Crespo risponde con lo stesso assetto tattico, Provedel tra i pali, Calapai, Marzorati, Gozzi e Rubin in difesa, Galloppa, Bentivoglio e Belingheri a centrocampo, Nardini, Stanco, Luppi in attacco. Arbitra Baracani, assistenti Dapice e dei giudici, quarto uomo Sprezzola. È uno splendido pomeriggio di sole qui a Vicenza, non fa nemmeno freddo, siamo attorno ai 10 gradi, il terreno di gioco è un po' appesantito, circa 6.000-6.500 persone sugli spalti, con almeno 150 quelli arrivati da Modena. Studio. Mucchio in area di rigore, pallone che viene allontanato, Dramé. Modena in vantaggio, il gol di Luppi al 46esimo, Vicenza 0, Modena 1. A te. D'accordo, nel frattempo la conclusione di Dramé è stata deviata dai difensori dell'Inter, pallone che finisce in calcio d'angolo. Primo del secondo tempo, siamo sul risultato di Vicenza 0, Modena 1. Il gol è arrivato al 46esimo, al termine dell'unico minuto di recupero, ed è stato di Luppi su azione d'angolo. Il tocco di Belingheri con la difesa che non è riuscita a liberare, la palla è finita tra i piedi di Luppi, che si è girato e ha messo in rete. Terzo gol in 2 partite per l'attaccante del Modena. Il primo tempo abbastanza equilibrato, anche se la squadra di Hernan Crespo 2 soli punti in trasferta in tutto il girone di andata, lo ricordiamo, ha fatto di sicuro qualcosa in più. Il Vicenza che invece fa molta fatica a costruire gioco, e con i 2 nuovi Moretti e Bagua che devono ancora ovviamente trovare gli automatismi con i compagni di squadra. Il gol, lo ricordavamo, è arrivato all'ultimo istante, forse qualche secondo dopo la fine dell'unico minuto di recupero, provocando anche qualche protesta tra i vicentini. Ad inizio ripresa un cambio nel Vicenza, dentro Vita per Urso, e adesso è il Vicenza che dovrà fare sicuramente qualcosa in più rispetto a come ha giocato nel primo tempo. Sta manovrando sulla linea di difesa con Brighenti. Secondo minuto, Vicenza 0, Modena 1. Entra al suo posto il più esperto Bellini. 1-1 il punteggio. Il pareggio del Vicenza, mezz'ora Rajcevic. Vicenza 1, Modena 1. A te. D'accordo Zennaro. Qui siamo al 33esimo, Vicenza 1, Modena 1. Le 4 punte del Vicenza hanno subito prodotto il risultato che Pasquale Marino sperava. Sampirisi è arrivato fino sul fondo di forza a sinistra, ha messo in mezzo per Raicevic, appena entrato, e Raicevic ha trascinato la palla in rete, ma questo è l'8º centro per la punta montenegrina del Vicenza. Subito però pericoloso il Modena, la palla che è arrivata sul fondo e l'ha messa in mezzo, ha anticipato il giocatore Stanco dal portiere Vigorito, che però non è riuscito a trattenere. La palla è finita ancora sui piedi di Stanco, che ha messo sul fondo. Molto pericoloso il Modena. Adesso è il Vicenza che ci prova con Ebagua, c'è un'occasione per una ripartenza 4 contro 3. Ebagua si porta il pallone molto lento, però Ebagua, e poi finisce a terra e viene ammonito un giocatore del Modena, Crecco. 33 minuti e 50, Vicenza 1, Modena 1. Studio. La gara è tiratissima perché entrambe sembrano essere in grado di poterla vincere. 2-1 del Vicenza, 46esimo, ancora Raicevic. Vicenza 2, Modena 1. A te Delfino. Grazie Zennaro. Azione fotocopia quella del primo gol, del gol del pareggio. Sampirisi è arrivato fino sul fondo, ha messo pallone alto questa volta in mezzo. Provedel ha sbagliato l'uscita, è arrivato Raicevic, praticamente era già Attenzione Zennaro, è terminata la partita allo Stadio Adriatico. Il Pescara ha battuto il Livorno per 2-1. Soddisfazione per gli abruzzesi, sconforto per il Livorno che aveva creduto in questo pari. È finale 2-1. A te la linea. Dicevo, ha messo pallone in mezzo, è arrivato Raicevic che era già quasi sulla linea di porta e si è trascinato il pallone in rete, portando in vantaggio il Vicenza, che bisogna dire con 4 punte. Dopo l'ingresso di Raicevic ha davvero cambiato la partita. 49esimo, Vicenza 2, Modena 1, Modena in 9 per un'altra espulsione. A te. Degli uomini di Roberto Mancini. Scusami, che chiudono a 40 punti questa 20ª giornata di campionato. 40 punti per l'Inter di Mancini, che pareggia 1-1 qui a Bergamo.
Bergamo. A voi la linea. Sì, è finita anche a Vicenza. Vicenza batte Modena 2-1.